Le problematiche alcol correlate sono trattate efficacemente prevalentemente dai servizi territoriali. Talora però l'alcol, passatemi il termine, entra in ospedale mascherato da altre patologie e così travestito talora è difficile da diagnosticare e anche medici esperti si trovano in difficoltà a gestire certi tipi di pazienti. L'alcol infatti rende conto di oltre 200 patologie, disturbi cognitivi, disturbi comportamentali e mentali, ma anche malattie infettive, tumori, malattie cardiovascolari e che affliggono il sistema gastroenterico e il sistema nervoso centrale. Tutte queste patologie possono insorgere anche se la persona non ha sviluppato una dipendenza dalla sostanza. La più temuta complicazione alcologica è la sindrome astinenziale da alcol, una condizione che incorre nel 30-50% delle persone che hanno sviluppato una dipendenza da alcol e che, se non trattata e riconosciuta prima efficacemente, può portare al decesso nel 3-5% dei casi. L'alcologia ospedaliera si occupa di intercettare, prendere in carico e curare e riabilitare questi pazienti. Spesso ci viene chiesto quali sono i livelli di assunzione di alcol giornaliera oltre ai quali si definisce una dipendenza dall'alcol o, meglio detta, disturbo da uso di alcol. Ebbene, non esiste una quantità di riferimento, ma bensì gli esperti definiscono i comportamenti legati all'assunzione della sostanza. Infatti l'alcol è una sostanza che è capace di interferire sul nostro comportamento e quindi i criteri diagnostici vanno proprio a vedere l'interferenza nei nostri comportamenti affettivi in famiglia, i disturbi nel comportamento al lavoro, l'inefficienza lavorativa, produttiva, la mancanza di tempo sottratta ai nostri hobby, ai nostri piaceri. Quindi è il comportamento che viene valutato per fare una diagnostica. Di questo, di molto altro potremo parlare nella settimana dedicata alla Clinica Medica Prima e vi aspettiamo venerdì 18 ottobre presso il chiostro dell'ospedale Giustino Eneo, dove avremo modo di farvi sperimentare varie attività insieme anche alla Fondazione San Gaetano con un camper predisposto per varie esperienze proprio per spiegare che cosa produce l'alcol alla nostra salute.